Bello il modo con il quale ci hanno posto dei problemi, perché ci hanno anche posto delle soluzioni e soprattutto anche una compartecipazione, mi pare una cosa positiva. Dopo l'esordio di martedì scorso, Giovanni Manildo torna a visitare una zona di Treviso per confrontarsi sul campo coi problemi dei cittadini. Qui siamo tra via Roma e piazza della Vittoria e per il sindaco è difficile fare un passo senza essere fermato da qualcuno che abbia un'osservazione da fare, non solo lamentele ma anche suggerimenti. A preoccupare innanzitutto si conferma la questione sicurezza. Giovinastri che prima erano o sono ancora davanti al McDonald's, comunque si stanno spostando sempre qua in piazza della Vittoria. Per noi sta diventando un po' un problema, nel senso che lui sì, magari con delle telecamere, non so, con qualcosa voi sicuramente sapete, perché creano veramente tanti problemi, tanti disagi. Un problema che non è certo una novità e che il sindaco mette in agenda. Questa quadrante continueremo sempre di più ad averlo sott'occhio, lo dimostrano anche gli interventi che la settimana scorsa abbiamo fatto in via Diaz con sia col cane antidroga che con altre forze di polizia. Ma più in generale problemi, questioni, proposte si susseguono senza soluzione di continuità a 360 gradi. L'accesso pedonale delle stazioni delle corriere, ci sono 3 scalini, siccome lì ci si assembla la gente, agevolare mettendo uno scivolo per agevolare le signore con i trolley. Il sopralluogo per quanto riguarda la visita guidata che abbiamo chiesto di fare all'Archivio di Stato, visto che una parte è un monumento culturale che ancora la gente non conosce. Viabilità, parcheggi e commercio. Questo negoziante propone un accordo tra la sua categoria e il comune per riuscire ad offrire una mezza giornata di parcheggi gratuiti, di modo da riportare in città coloro che stanno perdendo l'abitudine di entrarci per fare spese. Cerchiamo di limitare manco a gente che viene dentro in città, perché la gente quando gli caccia un'abitudine, sai com'è che continua con l'abitudine che gli caccia Sì, bisogna... Che il Mario che è guante non vede ora che sia un intoppo per non portare la femmina in centro.